specifico quello che è la dieta e quindi i principi nutritivi che è importante assumere nel corso di una giornata. Quindi direi di andare avanti e dare subito la parola al dottore Pagliamonte, autore del libro La dieta perfetta, che ci illustrerà più nel dettaglio quello che è la giusta alimentazione e ci spiegherà approfonditamente il suo libro. Buongiorno, io sono il dottore Pagliamonte, ho scritto questo libro e ho il piacere di presentarlo a voi. Però prima di presentare il libro voglio ringraziare il signor Presidente per due motivi. Prima perché mi ha dato la possibilità di presentare il libro con i ragazzi in questa scuola e poi perché mi ha dato la possibilità di laurearmi in legge, perché alla fine quando ho avuto alla fine degli studi di giurisprudenza, quando ho avuto difficoltà, lui mi ha fatto una serie di lezioni private che mi hanno permesso di laurearmi in legge, quindi lo volevo ringraziare pubblicamente ancora una volta. Il libro La dieta perfetta è nato per un semplice motivo. Io non sono un nutrizionista tecnico e i pazienti quando vengono al mio studio hanno bisogno più di uno psicologo. Io ho fatto il libro per poterlo, in modo che alla dieta associassi il libro ogni volta, in modo che da evitare ogni volta di ripetere le stesse cose alle persone. E dovevo pubblicare in Sicilia con Vlacone. Invece non so perché il libro è stato pubblicato a livello nazionale dalla casa editrice Open Work e poi è stato pubblicato a livello internazionale dalla casa editrice EDP Science, che è una famosa casa editrice che è stata fondata dai premi Nobel e tuttora pubblica soprattutto per premi Nobel. Oggi ho controllato in Canada la votazione del libro, il mio libro si trova al terzo posto e Paul Davis, che in Francia pubblica per la mia stessa casa editrice, che Paul Davis è un famoso scienziato e scrittore, si trova al sesto posto. Quindi io sono al terzo e lui al sesto. E Paul Davis in Italia pubblica per 99. Io sono cresciuto con i libri di Paul Davis. Comincio la presentazione del mio libro mostrando a voi ragazzi questa figura. Questa figura noterete la presenza di un classico mezzo di locomozione dei primi anni del secolo scorso, che è una locomotiva. La locomotiva, per funzionare, prendeva l'energia necessaria per il suo movimento dalla combustione del carbone. Quindi la reazione del carbone con l'ossigeno produceva energia necessaria per il movimento e nello stesso tempo produceva come prodotti di scarto